Una sagra che celebra la pesca e il buon turismo. È il Bagnun di Riva Trigoso che quest'anno compie 58 anni di vita. Una manifestazione che ha saputo rinnovarsi nel tempo, partendo dal faticoso ma appassionante lavoro dei pescatori. Quest'anno sono state sbarcate migliaia di casse d'acciughe. È stata una pesca abbondante che, almeno nel nostro territorio, ha aiutato i pescatori di Sesti Levante e quelli di Camogli. Anche in questo senso il Bagnun di Riva Trigoso vuole essere una festa. Il Bagnun deve rimanere gratuito, questo è un messaggio forte che vogliamo dare. Se un paese non è in grado di dare gallette e acciughe gratis, vuol dire che allora non solo non sappiamo fare turismo, spesso e volentieri, voglio dire, la Liguria passa per essere comunque una terra piuttosto arida. Noi questa sera regaleremo 5.000 piatti che appunto per i liguri vale doppio. E soprattutto il gruppo alle spalle è sempre bello numeroso e contento. Sì, è un gruppo che è forte, è un gruppo che va dagli 87 anni ai 78, no, ci sono anche quelli più giovani. Il Bagnun di acciughe è uno dei piatti più tradizionali del territorio. L'acciuga è il pesce povero per eccellenza. A Riva Trigoso viene lavorato da numerosi volontari che si alternano ai fornelli. La frittura delle acciughe è sempre un'emozione, specialmente quando piove, il tempo è brutto e c'è vento. Quanto ne avete fatto acciughe? Beh, stamattina ce ne saranno stati probabilmente 5 quintali, c'erano parecchie donne che ci aiutavano. La sagra del Bagnun questa mattina ha fatto incontrare anche tanti personaggi della politica, dello spettacolo e del giornalismo, uniti nel segno della pesca appunto e del turismo. Essere qui è una testimonianza di significato e di attenzione al turismo, alla cucina, alla pesca, all'attività dei pescatori di cui molto spesso ci dimentichiamo anche come mezzi di informazione, però questa è un'occasione per sottolineare la loro importanza e l'importanza di questo settore.